Oh mio Dio. Vediamo chi è il primo. Una persona connessa c'è, però non scrive. Bene. Aspettiamo un pochino, dai. Due persone, dai, qualcuno prima o poi scriverà. Tre persone, dai. Chi è oggi il dito più veloce, dai? Quattro. Dai, dai. Ciao Briccolo, ciao Fabrizio, buon anno ragazzi. Buon anno. Buon anno, buon anno, buon anno. Tanto siamo passati in un anno nuovo, io mi sono ringiovanito. Ciao Marco, ciao Gabriele, auguri ragazzi. Auguri a tutti, scusate se non ve li ho fatti con un video, ma non ci ho veramente avuto tempo di fare video, quindi non vi ho potuto fare gli auguri né di Natale né di buon anno, quindi vi faccio tutto adesso. Ciao Fabrizio, eh sì, mi sono tolto tutto, mi sono detto con l'arrivo del nuovo anno levo tutto e ho levato tutto. Ciao Francesco, ciao Pietro. E la cosa bella è che io adesso in quest'anno vado per i 24, con questa faccia non si direbbe proprio. Però è così. Quando vieni a Taiwan? Quando c'è sordi, Vinicius. Anzi, Vicious che Vinicius. Quando c'è sordi una capatina a Taiwan, ma la faccio subito. Comunque, ragazzi, spero che abbiate passato delle buone feste. Senza barba sembro ancora più giovane. Mo, se più giovane di Simone o meno, non lo so, Fabri. Però sicuramente sembro più giovane. Ci sta Carlo in conferenza che ha detto che Nandez non c'entra niente con la denuncia. L'ho scritto anche su Telegram. Sì, ho letto. Ho letto. Non so se sono dichiarazioni di facciata o siano vere. Quindi aspettiamo a giudicarle. Cioè, io aspetto perlomeno a giudicarle. Se è così, meglio. Meglio, perché di solito comunque i diritti d'immagine non sono sempre legati al giocatore in sé, ma a un esterno, a un terzo, quindi è probabile che sia così. Ciao Marti, sei più teso per Cagliari Juve o per Cagliari Milan? Beh, ovviamente anzi per Juve Cagliari, più che per Cagliari Milan. Si gioca in trasferta contro la Juve, tosta. Ti ospito io. Ma Rivaccia è un problema, eh. È un problema Rivaccia, non sta qua dietro. Buon 2020 Roberto. Carli è in diretta sulla pagina del Cagliari Calcio, conferenza stampa. Poi la guarderò, me la recuperò. Io e Marco ti ospitiamo a Cagliari. Non c'è bisogno che mi ospitate, tranquilli, tanto prima o poi ce la farò, Vini. Spero. Tutto a posto, te Marti? Ciao Stefano, tutto bene, tu? Ciao Alessandro, è finita Cagliari Lazio e prima o poi doveva finire. Saremo nemici sportivi domenica. Sei del Milan?
Non me lo ricordavo che eri del Milan. Allora lunedì. Allora lunedì saremo dei amici, no domenica. Giochiamo lunedì noi. Fabri la sigaretta ci sta assolutamente. Devi sempre rifà Cagliari, Marti. Il Milan ce n'ha già tanti dei tifosi. Pareri su Ibrahimovic? Mm. Staremo a vedere se è più una mossa mediatica che calcistica. Staremo a vedere. Tranquillo Vicious, vai tranquillo. Ciao caro. Brutte cose per essere Juventino, non se ne guarisce. Va bene Francesco, nessun problema. Buon anno Max, buon anno Chris, ciao, ciao ragazzi. Come va? Con la Juve la vedo stranamente bene, non so, ma la pausa credo ci donerà energie nuove, energie buone e forse un Nandez un po' più ringiovanito. Staremo a vedere, staremo a vedere. Ibra titolare già con la Samp a San Siro? Probabile, anche se non credo. Sicuramente almeno in panchina ci starà, titolare non lo so. Oh Nico, sta in Sardegna, beata a te. Auguri comunque, eh. Auguri Nico, auguri. Tutto a posto, Max, tutto a posto. Porta di nuovo Football Manager. Lo volevo portare, però il computer non regge le registrazioni, quindi è impossibile portarlo purtroppo. Matic va alla Juve per Emre Can e Nandez all'Inter con Nainggolan che rimane al Cagliari. Non lo so, non lo so, non lo so. Io spero, secondo me Nandez rimane sicuramente almeno fino a giugno. Non penso vada via già il mercato invernale. Ma Olsen secondo te resta al Cagliari? Bella domanda, bella domanda. Bella domanda. Ciao Christian, auguri. Più che un Nandez rigiovanile, un Nandez che fa una pausa decente dopo quasi un anno sparato tra Boca, Nazionale e Castello. In effetti, diciamo che ha tirato le lunghe, cioè ha fatto veramente... ha giocato alla Clemente Nandez nel 2019, quindi è normale che negli ultimi tempi stava un po' a corto di energie. Però io spero che questa pausa gli abbia fatto bene e che possa dare il meglio d'ora in poi. Ciao Marti, alla prossima. Scusate. Politano va alla Roma? Ma non lo so. Non lo so se Politano andrà alla Roma. Olsen è un ottimo portiere al Cagliari, assolutamente, assolutamente. Il problema è che adesso torna Cragno, è quello il fatto. Secondo te cosa urge in questo mercato di gennaio? Ma secondo me un difensore centrale di livello, di grandissimo livello, e dei ricambi decenti, quindi non dei giocatori allucinanti per il centrocampo, e una prima punta che possa essere per adesso il sostituto a Simeone, quindi non Cerri. Questi sono, secondo me, i tre acquisti che dovrebbe fare il Cagliari. Pensiero veloce su Tonelli. Tonelli
se sta ancora al Napoli o alla Samp, dove cazzo stava, negli ultimi anni non è che abbia fatto grandissime cose, giusto quell'annata all'Empoli, però comunque è un buon difensore centrale, quindi perché no? Anche se io sinceramente avrei un altro nome per la difesa centrale che verrebbe a costare di più, però secondo me ti garantisce anche di più. Ah, è un terzino destro assolutamente. Kurtic dovrebbe arrivare al Parma, così come Lobotka Kanté dovrebbe andare al Napoli. Lobotka che è quello del Celta Vigo? Mi pare? Cragno è poco affidabile nelle uscite, secondo me. Invece, secondo me, Olsen è poco affidabile nelle uscite. Perché comunque lui rimane sempre nel suo angoletto, non la blocca mai, la respinge sempre. Invece Cragno, secondo me, la blocca molte più volte. Proprio adesso su Sport Italia hanno parlato di Nandez. Carli ha detto che se l'Inter lo vuole a gennaio deve sborsare 80-90 milioni, altrimenti non se ne parla. Giusto così, giusto così. Secondo te qual è la squadra che si è rinforzata di più finora? Beh, è il mercato è aperto da un giorno, quindi è difficile dire chi si è rinforzato di più. Io vorrei Florenzi, ma forse rimane alla Roma. Alla fine è normale. Ciao Francesco, ciao. 80-90 milioni per Nandez è parecchio. Lo so, Briccolo, però secondo me li vale. Se lo vogliono a gennaio, ovviamente. Kier e Juan Jesus. mm, è vero che Kier non sta trovando spazio all'Atalanta, perché non mi pare stia a giocare titolarissimo. Juan Jesus, da quello che so, è vicino alla Fiorentina, quindi non sarebbe male, non sarebbe male. Ultimamente ho sentito voci su Nandez alla Roma o all'Inter. Vabbè, è normale, però ripeto, secondo me non se ne va a gennaio. A gennaio proprio no. Avresti voluto lo Bosca al Cagliari? Non l'ho visto abbastanza, quindi anzi non l'ho proprio visto, lo conosco soltanto di nome, quindi non ti dico né sì né no. Florenzi giocherebbe bene in tutte le squadre. Florenzi c'ha dalla sua la velocità, quindi e poi in fase offensiva è molto molto propositivo, quindi non so quanto potrebbe rientrare benissimo nei piani tecnici di Maran, dato che già a sinistra lui ha un terzino molto offensivo, anzi ha due terzini molto offensivi come Pellegrini e Lico Giannis, quindi avere tutti e due terzini offensivi, ma. Cosa pensi di un'eventuale cessione di Ionita? Penso che con il centrocampo che abbiamo adesso è sacrificabile solo se arriva un rimpiazzo degno, perché altrimenti conviene farlo rimanere. Ovviamente è un dispiacere per lui non giocare titolare, perché Ionita giocherebbe di titolare in qualsiasi squadra di Serie A dal 10° posto in giù, secondo me. Quindi se deve andare è giusto che vada, perché ovviamente è un giocatore di talento e tutta sta panchina non la merita. Non vorrei che il giocattolo si rompesse proprio adesso che stiamo andando bene. Parliamo a fine campionato. Sì, ok, Florenzi va al posto di chi? Io non lo vedo come terzino di fascia, ma Roberto, Florenzi nasce come terzino, poi è stato mano a mano spostato in avanti. Però sostanzialmente Florenzi è un terzino destro di ruolo, perché è quello il suo ruolo, poi è stato adattato piano piano ad esterno di centrocampo e addirittura dall'attacco, però calcisticamente parlando lui nasce proprio come terzino. Anche Piontek e Medevano alla corte di Iachini, ma Piontek adesso è veramente ai margini, secondo me è veramente ai margini, perché con l'arrivo di Ibrahimovic
Non so se a Firenze potrebbe trovare linfa vitale, staremo a vedere. Meite, non lo so, il Torino ha sbagliato tutto in estate, quindi dovrà cercare un po' di ricomporre i pezzi. Ti ricordi di Schürrle? Non era un obiettivo? Sì, era un obiettivo, però non so a cosa... Non so a quale squadra sia andato, non mi ricordo. La Fiorentina ha offerto 30 milioni per Piontek. Come coglioni. Ciao Giuseppe, buon anno. Andrea che fine ha fatto? Andrea ha momentaneamente, perché sicuro è momentaneamente, lasciato YouTube per problemi lavorativi, nel senso che non ce la faceva con gli orari e quindi per un lasso di tempo attualmente indeterminato ha lasciato YouTube. Notizie sul calciomercato della Sampdoria? Non ne ho idea. A stento so quello del Cagliari. Vidal e Eriksen difficilmente vanno all'Inter, a parer mio. Vidal non credo vada all'Inter, anche se spinge per andarci. Eriksen è probabile che ci andrà secondo me spingerà per andare a parametro zero a giugno. Anne e il rumeno che fanno? Il rumeno? Chi è il rumeno? Vai tranquillo Gabriele, alla prossima. Anno dovrebbe partire a giugno. Anna si è declassato parecchio andando alla Juventus Under 23, quindi staremo a vedere. Tra l'altro svenduto perché 5 milioni. mm, vabbè. Secondo te dove possiamo arrivare in campionato? Arrivare a fine campionato? Secondo me Europa League. Zona Europa League. Ciao Sapi, perché poi è Sapi Pinca però. Non ho letto nomi per l'attacco, tu chi pensi possa arrivare? Roberto, guarda, io ho fatto una bozza del mercato che farei del Cagliari, ma che devo completamente rifare perché non mi convince. Anche perché per l'attacco ho messo un nome che a me sarebbe piaciuto, no tanto, di più, ma che purtroppo è già stato ceduto, che era Mandzukic. Impossibile praticamente a livello di ingaggio, però io ci speravo veramente. E devo dire che quest'anno fare il mercato che farei del Cagliari è veramente difficile. È veramente, veramente difficile. Però per l'attacco non ho letto nessun nome. Nessuno. Ciao Alessandro, buon anno. Speriamo. Speriamo. Bernardeschi lo cederei a giugno o a gennaio per Orsolini. Ma Orsolini ha ancora le proprietà da Juve? Anne è stato venduto, sì, Anne è stato venduto quest'estate, però è un prestito con obbligo, quindi i soldi li incasseremo a fine anno. Tempo fa si era parlato di un Zaza. Beh, giustamente, dato che ci purga sempre, meglio farselo amico. Mortacci sua, questo c'ha il mirino contro di noi, eh. C'ha il mirino. Per me in attacco non arriverà nessuno. Carli ha parlato più che su dei nuovi acquisti, su dei giocatori già in rosa che si potrebbero valorizzare. Ma, sinceramente in attacco chi è che puoi valorizzare? Cherry? Cioè, parliamoci chiaro, sì, per carità, il gol con la Samp, il gol, e anzi, i due gol con la Samp, quello in Coppa Italia e quello in campionato, bellissimo, bellissima l'esultanza e tutto, ma rimane un giocatore mediocre. Come fai a valorizzare un giocatore del genere? Secondo me non ha senso. Tanto vale prendere un giocatore in prestito anche solo 6 mesi e, e cercare di puntarci. Pedagno mi piace, non sarebbe male. A me quel tipo di attaccante non fa impazzire. Non fa impazzire. A me l'attaccante fisico non piace. Boga lo vedrei bene al Cagliari. Ma Boga è più è un esterno, è un'ala. Mm.
Noi non giochiamo con le ali. Petagna forse va alla Roma. Beh, giustamente a fa il vice Dzeko, probabile. Donnarumma del Brescia. Già Donnarumma del Brescia non sarebbe male. Non sarebbe male. Però credo che sia il primo sostituto quando non gioca Balotelli. Correggetemi se sbaglio. Dovrebbe essere lui il primo sostituto di Balotelli. Tanto fammi mettere Sky Sport, va. Donnarumma del Brescia è un nome che mi piace. Donnarumma non lo schioda Cellino fino a giugno. Però si è parlato anche di un Brescia interessato a De Iola, quindi magari si potrebbe intavolare uno scambio. Col fatto che Donnarumma è 3000 volte più forte di De Iola, il Cagliari potrebbe aggiungere un conguaglio economico. Lo so, però ma mai dire mai, eh. Mai dire mai. Aubameyang all'Inter è un rumor non verificato dalla stampa sportiva. Sarebbe tanta roba. Ma che mercato vuole fare il Cagliari a gennaio? Il classico mercato che fanno tutte le squadre a gennaio, quello di rinforzo e di rimpiazzo. Balotelli e Donnarumma possono giocare anche assieme. Il Brescia gioca con le due punte, giusto? Se non mi sbaglio, sì, gioca a due punte. Si è pensato a Champong. Chi mi conosce lo sa, io ho un debole per Champong. Io lo amo. Nonostante ci abbia segnato un gol in quel Cagliari Sassuolo 4-3, io lo amo. È un terzino, uno dei migliori terzini destri italiani. Giovane, di prospettiva. Mi dispiace che non stia trovando lo spazio giusto a Verona. E come terzino destro non sarebbe male. Non sarebbe per niente male, secondo me. Io ho proprio un debole per Achampong. Diciamo che è un mio pupillo. E a me piacerebbe. Piacerebbe tantissimo. Anche perché a Sassuolo non può tornare dato che c'è quel turco giovane che pure quello non è niente male a destra come terzino destro. Non mi sovviene adesso il nome, che pure quello è forte. Giovane e forte. Però verrebbe chiuso da lui, giustamente comunque vuole mettersi in mostra e quindi non sarebbe male, perché potrebbe costare anche relativamente poco. Muldur, ecco, pure quello non è per niente male. Bel giocatorino. Veramente bel giocatorino. Ciao Alessio, buon anno anche a te Stefano. Speriamo sia un grande anno, speriamo. Ogni mercato di gennaio si fanno tanti nomi, poi alla fine non viene nessuno. Hai riassunto in breve la storia del calciomercato del Cagliari, Max. Te faccio il nome dei Granoce, te faccio il nome dei Gomis, che Cellino voleva Gomis, Avenatti. Non si sa quanti nomi il Cagliari ha cercato. No, no, Gomis, era Diarra. Diarra era. Su quanti giocatori l'abbiamo cercati e non sono mai arrivati? Ciao Antonio, intanto buon anno. Lunedì 6 contro le Rube vinciamo, me lo sento. Se dobbiamo andare in Europa dobbiamo riprendere il cammino. Sono sicuro che le feste hanno fatto comodo per recuperare le forze. Assolutamente. Quello sicuramente. Quello sicuramente. Io spero in una vittoria. Non ci credo per niente, ma per niente proprio perché comunque giochiamo contro la Juve. Però ci spero. Ciao Giuseppe, buon anno anche a te. Io poi me la recuperò la conferenza stampa di Carli,
Per Cherry era meglio anche Luce Shop. Esatto, esatto. Buonasera Ale, buon anno. Ho letto che il Cagliari sta pensando di prendere De Silvestri. Sì, ho letto anch'io. Ho letto anch'io che c'è l'opzione De Silvestri per la fascia destra e non sarebbe per niente male. Giocatore che non c'ha l'età dalla sua, ma è tanta roba, perché è comunque un giocatore di esperienza. Per me sarebbe ideale Piontek. Non è male, ma troppo discontinuo. No, destro assolutamente no, Stefano. Destro assolutamente no. Secondo me il Genoa non lo so che farà il Genoa. Ciao Susanna, buon anno. Sempre Forza Castello. Carli ha detto che nelle fasce è a posto. Cioè, a destra c'hai Cacciatore e Faragò e stai a posto. Uno che ha scelto il mestiere sbagliato e l'altro che gioca fuori ruolo, non puoi dire che stiamo a posto. Cioè, da quando se n'è andato Isla che noi stiamo a pezzi con i terzini destri. Ma proprio a pezzi. Secondo me uno a destra serve, ma proprio d'obbligo. Serve solo un difensore centrale. Quello sì, ma secondo me non serve solo, serve anche un difensore centrale. Secondo me quest'anno il Genoa retrocede 20°. Io lo pronosticavo 20° nella mia classifica d'agosto ed ecco che a gennaio è 20°. Staremo a vedere se ci avrai preso, Ale. Al Cagliari servirebbe un vice Joao Pedro e un terzino, secondo me. Il vice Joao Pedro no, perché alla fine c'è ragazzo che nel bene o nel male qualcosina ha dimostrato, quindi potremmo tenercelo buono, diciamo. Di un terzino assolutamente, ma servono anche dei rinforzi decenti a centrocampo, un difensore centrale. Cacciatore dovrebbe darsi al tennis, mamma mia. Piontek ha bisogno di una squadra al suo servizio, come al Genoa così a Cagliari. E a me è quello che non mi piace. Per questo io non ci vedo malissimo Piontek al Cagliari. Perché per carità potrebbe fare pure una caterba de gol, però io preferisco per esempio Simeone. Perché Simeone è un giocatore che non gioca per se stesso, ma gioca per la squadra. A me piace un Cagliari che è una squadra, no? Incentrato tutto su un giocatore. Per esempio, pure con Pavoletti la solfa non è che cambia. Il Cagliari gioca per Pavoletti, non è che Pavoletti gioca insieme alla squadra. A me queste cose non mi fanno impazzire. Non capisco l'involuzione di Pellegrini. Bella domanda. Bella domanda. Carli ha detto che i giocatori forti li abbiamo in casa e che Ionila non si muove sicuramente fino a giugno, così come Olsen. Staremo a vedere. Ciao Simo, buon 2020 anche a te, buon anno. Piontek andrebbe bene al Brescia o al Verona. Sicuramente in una squadra del genere farebbe tanta roba, però al Cagliari a me non mi piacerebbe. Ti ricordi di Caio Rangel? In campo no, però sì. Sì. Ciao Vince, buon anno. Come fa Carli a dire certe cose mi vergogno. A me Carli non è mai piaciuto e mai piacerà. Acerbi o Caldara, uno dei due sarebbe l'ideale per la difesa centrale dei sardi. Acerbi la Lazio non te lo dà. Acerbi la Lazio non te lo darà mai. Caldara già è un altro conto. Ma Ionita deve partire. Io avevo letto già qualche settimana fa di un interessamento del Lecce per Ionita. Mo staremo a vedere. Che si dice del tuo Cagliari? Ma ancora niente.
Lobosca del Celta Vigo io non lo conosco di nome, non l'ho mai visto, quindi non saprei dire. Ah, è saltato l'accordo con Lecce, I don't sapevo questa cosa. Perché non prendere Chier? Esperienza europea, rottura con Gasperini e la gente che lo dichiara apertamente sul mercato. Tocca vedere pure il prezzo che fa l'Atalanta. Il prezzo che chiede. Tonelli per la difesa, che ne pensi? Sinceramente, io ho altri due nomi come difensori centrali che probabilmente costerebbero molto molto di più per quanto riguarda l'ingaggio, ma secondo me renderebbero anche molto di più. Vince è il piercing. È il piercing. È un direttore sportivo che non serve a niente, vale meno di zero. A me non... Carli non mi è mai piaciuto, già da quando arrivò fece qua conferenza stampa dicendo che era colpa sua se il Cagliari stava facendo schifo e poi alla fine lui era arrivato da 3 partite. Cioè, che cazzo di senso c'ha? Vabbè. Chiara a giugno torna al Siviglia perché è in prestito. Ah, ecco. Quindi dovremmo trattare col Siviglia, no? Con l'Atalanta. Se il Milan ha preso Ibra, il Cagliari può riprendere Roberto Muzzi. Beh, io a sto punto ripunterei sul rombo di tuono, già che ci stiamo. Come fai a stare a maniche corte? Fa un freddo, ma io il freddo lo sopporto bene. Quindi è veramente difficile e raro che io senta freddo. Secondo te Cellino riuscirà a far salvare il Brescia? Secondo me più che Cellino è Corini. E secondo me Corini le potenzialità per far salvare il Brescia ce le ha. Quali sono i nomi che hai in mente per la difesa? Mi hai messo curiosità. Allora, un nome, premetto che sarebbero tutte e due in prestito secco 6 mesi. 6 mesi, ok? Perché verrebbero a costare troppo di ingaggio. Però i nomi che ho in mente, uno è Rugani dalla Juve, perché comunque è giovane e secondo me non sarà il difensore centrale più forte al mondo, però al Cagliari potrebbe fare tanta roba. L'altro invece è Fazio, che con la coppia Smalling-Mancini non troverà mai spazio, quindi puntare su un difensore centrale come Fazio, nonostante tutti gli strasci che ci portiamo, secondo me non è da buttare come idea Fazio, Guarda di oggi i video di Lobosca del Celta Vigo e Osimhen, attaccante ventunenne nigeriano dell'Lille. Ma sinceramente io non mi fido mai dei video. Io preferisco guardarmi i giocatori con le partite. Dei video non mi fido per niente. Anche perché pure guardando i video del Ligo Giannis sembra che si prende un fenomeno invece. Io ho sentito Juan Jesus, e ho sentito anch'io Juan Jesus, però sinceramente preferirei Fazio. Oh Marco, ciao caro, auguri, augurissimi anche a te. A me Fazio non convince per niente. A me convince perché comunque è giocato nel Tottenham, ha giocato nella Roma, è un giocatore di esperienza, secondo me potrebbe far bene. Poi ripeto, pure Rugani secondo me malvagio non è per il Cagliari, cioè si potrebbe puntare. Il problema rimane l'ingaggio molto molto elevato. Come te la senti con la Juve? Dopo questa lunga pausa i giocatori torneranno a vincere e a fare bene, ma sinceramente ho paura di Rog per la partita con la Juve. Voi mi direte, c'è paura di Rog. L'anno scorso un croato biondo si è fatto l'autogol. Rog è croato e biondo. Mm.
a parte ste cazzate. Io ci spero che il Cagliari possa uscire anche solo con un pareggio dallo stadium, però è pur sempre la Juve. Prendiamo le AU del Milan? Pure le AU del Milan. Però non so quanto il Milan lo voglia lasciare andare dopo l'investimento fatto. No, oggi niente bitter, Christian. Buonasera Giuseppe, buon anno. Altri due nomi per il calciomercato sono, a parer mio, Ismaila Sarr, mezzala senegalese del Watford, e Mount, nazionale inglese del Chelsea, attaccante molto forte in prospettiva futura. Mount il Chelsea non te lo darà mai, non te lo darà mai, come per esempio il City non ti darà mai il giocatore là, quello giovane, mi scordo sempre come si chiama, o come Abram, sempre del Chelsea. Sono giocatori che rimarranno lì. Bravo, in c'è. Foden, quello è uno dei migliori giocatori in prospettiva che ci sono adesso. Eh sì, avete vinto a culo, chi c'è? Che lui dice sarebbe un bel colpo a centrocampo. Non sarebbe male. Anche perché all'Empoli a me faceva impazzire. Col Milan non trova spazio, quindi. Il problema è che fuori casa siamo dei polli, in casa ce la possiamo anche giocare. Però paradossalmente prima della partita con l'Udinese non avevamo mai perso fuori casa, quindi so che è impossibile, ma io al Milan prenderei Teo Hernandez, perché te lo lasciano, eh. L'unico giocatore che sta a giocare bene, secondo me, te lo lasciano. Buon anno Samuele, non facciamoci troppe illusioni che Maran va a Torino per prenderne poche, prevedo tutti dietro e sperare. Alla fine con la Juve è anche giusta una partita del genere, quindi Matic va alla Juve scambiato con Chan? Mm. Secondo me ci perde la Juve. Che c'è di vero sullo scambio Nandes-Nangolan? Sinceramente non ho letto niente di questo scambio, ma penso poco per adesso. Appunto ho detto che è molto molto impossibile, Ale. Mount e Abram del Chelsea, se li vuoi devi spendere 50 o 60 milioni però. Esatto. Per uno solo poi. Sì, ok, ma giochiamo male a parte contro il Napoli, guarda contro Sassuolo, Udinese e altre. Lo so, purtroppo l'allenatore è quello che è. Ripeto, a sto punto tanto vale, secondo me, perché comunque perlomeno per quest'anno i risultati ce li ha dalla sua, tenersi Maran fino a giugno e poi cambiare allenatore. Da come ne parlano, Vincea avete fatto un grande colpo, quindi dai per voi. Autogol di Ronaldo e la portiamo a casa. Ciao Max, buon proseguimento. Per forza James, perché secondo me adesso non conviene proprio cambiare allenatore. Nonostante io sia il primo a dire che Maran non mi piace, è debole a livello di mentalità, conviene comunque tenerselo fino a giugno. Ma con Maran fino a giugno vuol dire addio all'Europa League. Non è detto, Samuele, non è detto. Perché molte volte le partite, alcune partite vinte sono state merito soltanto della squadra e non di Maran. Mi viene in mente per esempio la partita col Genoa, quella Sampdoria,
lì è stato tutto merito della squadra, secondo me, più che di Maran. Ciao Roberto, alla prossima. Ciao Ale, buon anno. Che ne pensi di Ibra al Milan? Staremo a vedere se è stato un acquisto mediatico o un acquisto legato al calcio vero e proprio, al calcio giocato. E sulla valutazione di Nandez, mh, io da quello che mi hanno detto, prima Carli ha detto che Nandez se va via a gennaio deve essere pagato 80-90 milioni. E stranamente, molto stranamente, mi trovo d'accordo, molto, molto d'accordo, perché è un giocatore di prospettiva, è un giocatore che si sta rivelando fondamentale per il Cagliari quando è in forma e quando gioca bene, quindi secondo me quello è il prezzo, se lo vogliono a gennaio. Ciao Ince, alla prossima. Parlando di mercato estero, hai visto il Real Madrid ci sta provando per Mané? Non lo sapevo. Ciao Albi, buon anno, buon anno. La squadra gioca da sola, ma lui la limita con le scelte conservative e con cambi spesso timidi. Guarda Samuele, più che timidi, spesso sono alla cazzo di cane, ma letteralmente, perché fatti con un tempismo pessimo e con giocatori senza senso. Quindi Maranni i cambi raramente li ha azzeccati, veramente raramente. Però ripeto, secondo me tanto vale arrivarci fino a giugno. Poi staremo a vedere anche dalla partita in Coppa Italia, eh. Che sensazioni hai per Juve Cagliari? Non buone. Il Napoli ha rinunciato a Vertonghen del Tottenham. Mm. Contro la Juve sono fiducioso, beato De Christian. Kurzawa è migliore di Luca Pellegrini o meno, secondo te? Secondo me è migliore Luca. Secondo me dobbiamo puntare soprattutto su dei terzini, anche sui terzini. Con Olsen tra i pali possiamo ancora sperare contro la Juve. Quello è poco ma sicuro, poco ma sicuro. Però Maran quella volta su 5 dove li azzecca per bene, dai. Sì, quello sì, però quella volta su 5 è poco, molto molto poco. 80-90 milioni per Nandez, ripeto, cifra giustissima se lo vogliono prendere a gennaio. Il Nandez visto contro la Lazio non vale neanche quanto le foglie che stanno sul marciapiede. Ripeto, l'hanno detto anche prima, Nandez è praticamente un anno che sta giocando ininterrottamente tra Boca Junior, Uruguay e Cagliari, quindi un calo fisico era facilmente pronosticabile. Speriamo che abbia ricaricato appieno le pile per questo 2020. Ma il Cagliari punta ovviamente alla Coppa Europea, ma che non è la Champions League, regà. Secondo me no. Secondo me è l'Europa League. Fatto sta che comunque Maran non è all'altezza per guidare il Cagliari in Europa, quello è poco ma sicuro. E bisognerebbe prendere un allenatore che l'Europa la conosce bene. Non so che nome fare, però sicuramente un allenatore che l'Europa la conosce. Ci riprendiamo Max a lei, Madonna, ma magari, guarda, ma magari, magari, sì Ale, sì, mi piacerebbe sì. Chi vedi come allenatore adatto? Io prenderei Oddo o Di Francesco. Di Francesco usa il 4-3-3 e quindi già lo leviamo perché gli devi far fare il mercato a lui, cosa che non è successa sia alla Roma che alla Samp.
che fa molto ridere. Oddo non ha minimamente esperienza, o meglio, ce ne ha, ma veramente poca roba. Quindi, tra l'altro, anche a Perugia sta facendo cagare. Se è lui l'allenatore del Perugia, se non mi sbaglio, è Oddo. Quindi, ciao Candy, buon anno. Giocando le coppe europee, molti giocatori si convincono a venire anche per quel motivo. Quindi, di conseguenza, anche un allenatore, assolutamente. Un allenatore adatto per l'Europa League è anche Donatoni. A me Donatoni non ha mai fatto impazzire. Scusate, bisogna prendere uno d'esperienza, assolutamente. Che voto dai a Rafael in queste partite? Meno 10, meno 100, meno 1000. L'ex dell'Udinese come si chiama? Ce ne stanno tanti. C'è Guidolin. Se non mi sbaglio pure Stramaccioni, ha allenato l'Udinese. Ciao Alessandro, auguri. Ma noi Donatoni ce l'abbiamo già avuto, se non mi ricordo male. Basta, richiamiamo Ficcadenti. Ficcadenti, assolutamente. Secondo te cosa sta succedendo a Pellegrini? Non ne ho idea. Secondo me troppa fiducia. CR7 lunedì sarà galvanizzato dal premio di miglior calciatore dell'anno e la Juve ne beneficerà molto positivamente, secondo me. Secondo me non è per niente galvanizzato. Per lui un premio del genere è come, che ne so, che te posso dire? Trovare 5 euro per strada, cioè a lui quei 5 euro per strada non gli cambiano la vita, quindi. Guidolin, tanta roba. Io so anni che vorrei vedere Guidolin sulla panchina del Cagliari, ma mi piacerebbe veramente tanto. Comunque, come reputi questo possibile acquisto Tonelli? Mai piaciuto. Mai piaciuto Tonelli. Richiamo Carletto Mazzo. Mamma mia, Carletto, grande. Chi è sto bel bimbo che ha creato il canale di Miro? Bella domanda, Giorgio. Che poi la cosa bella è che c'ha la stessa voce. C'ha la stessa voce, stesse movenze. Solo che c'ha 18-19 anni in meno. Mamma mia. No, non so perché io mi sono detto con l'anno nuovo me levo tutto. Tutto. E mi sono levato tutto. Deve tornare Rastelli, ma per carità di Dio. Ma che Dio ce ne scampi. Mamma mia. Riviene Zen, fatemi dare una grattata, va. Ho letto che sono questi i tre nomi. Kier dell'Atalanta, che però tocca trattare col Siviglia perché da quello che mi hanno detto prima è in prestito all'Atalanta. Juan Jesus, che a me non convince, e Tonelli del Napoli, che sinceramente negli ultimi tempi il campo l'ha visto come Bocelli ha visto Orfio e quindi mi sembra una cosa un po' difficile. Cioè, secondo me non conviene. Che voto dai a Rafael in queste partite di assenza di Olsen? Meno 1000.000. Io tra i tre sceglierei Kier. Tra i tre anch'io. Anch'io. E se riviene Giampaolo saresti contento? No. Assolutamente no. Non mi piaceva la Samp, mi è piaciuto a Cagliari, non mi piaceva alla Samp e non mi è piaciuto ovviamente al Milan, quindi.
Argomenta il perché di questo voto disastroso per Rafael. Penso che le prestazioni parlino da sole, Alessandro. Le argomentazioni penso si possano limitare tranquillamente a questo, non serve nemmeno a spiegare più di tanto. Tu chi daresti via tra Rafael e Aresti? Rafael. Io vorrei Ranieri sulla panchina del Cagliari. Non sarebbe male, secondo me. Che ne pensi dell'acquisto di Musa Barrow da parte del Bologna? Secondo me da 8 in pagella. Beh, non è male come acquisto perché è abbastanza promettente come giovane. De Zerbi sarebbe ottimo per un eventuale dopo Maran nel Cagliari. Non ha comunque esperienza europea e a noi serve quello. Quanti moderatori hai? Non ne ho idea, Ale. Ti giuro, non ne ho idea. Non so tantissimi, però, eh. C'è chi ce n'ha molti di più. C'è Alessandro, c'è Albi, c'è Christian e poi ce ne sta qualcun altro, non so tantissimo. Posso donarti 5? No, no, Albi, stai buono, non fate donazioni, non fate niente che c'è il rischio che tutti i soldi che ho fatto fino adesso con YouTube vadano buttati, quindi onde evitare di farveli buttare, perché poi non li andrei a prendere io e rimarrebbero lì per sempre, non fate donazioni. Alle prossime elezioni mi candido anch'io. Quanto guadagna un tuo moderatore? Ci scappa lo yacht? A voglia. Yacht e jet. Assolutamente. Perché dei direttori tecnici del Cagliari non si prova a fare un tentativo per prendere Guidolin? Era stato fatto in precedenza, ma ha rifiutato Guidolin. Come la vedi invece Cagliari-Milan? Evito di fare pronostici. Evito di fare pronostici. Cosa ne pensi di Tonali e di Donnarumma del Brescia? Tonali, centrocampista di ottima prospettiva. Donnarumma, una buona punta. Gotti sarà confermato da Pozzo anche per la prossima stagione? Staremo a vedere. Ale, i limiti Maran ancora ce li ha, però rispetto all'anno scorso ha più risultati dalla sua. Cagliari Milan da 1x in schedina a mio parere. Staremo a vedere. Ovviamente spero più nell'1 che nell'X. Intanto io ragazzi mi sono regalato Football Manager come regalo di Natale. Me lo sono autoregalato. E mo sto a fare una carriera fighissima. Però sta facendo meglio una squadra. Quello è ovvio, Ale. Il problema di Maran è che ne fa una giusta e due sbagliate. Per quanto sia bravo è un po' limitato. Lo so. Io dico non niente, Ale. T'ho aggiunto 2 minuti fa, Ale.
Hai chiesto se alle prossime elezioni potevi essere candidato, io t'ho candidato subito. Presidente del Pazzo io vorrei Balotelli al Cagliari, per carità. Quanti regali hanno fatto? Pochi, pochi. Non sapevo che Guidolin è stato contattato, però quando rischiava sempre la B. Ma io non mi ricordo un Guidolin che rischiava la B. Bellissimo Football Manager. Eh sì. Poi mi sto a fare una carriera che praticamente mi so ideato io. Perché ho scoperto che a me le carriere mainstream con Football Manager non mi piacciono, cerco sempre qualcosa di un po' particolare. Chi mi segue su Instagram magari l'ha anche visto, tipo Christian ha visto che squadra sto usando, anzi che squadra ho creato, ho semi creato per la carriera. Anche tu, come molti youtuber e utenti del web, hai scaricato sullo smartphone OneFootball? Sì, assolutamente sì. Però non penso sarò uno dei pochi, qui lo dico, qui lo confermo e non mi vergogno a dirlo, che non farò mai, mai la pubblicità a OneFootball. Mai. Hai creato la Semilo il Siniscola, scommetto. No, no. Non è, non è una squadra sarda, è una squadra pugliese. Ti do questo indizio, Ale. È una squadra pugliese che già esiste, però l'ho modificata un pochino, con un qualcosa che a me sta altamente sul cazzo. Il che è paradossale, però l'ho voluto fare. Ti piace FIFA? Sì, sì. A me sta sui maroni a livelli terrificanti la sponsorizzazione di OneFootball. Anche a me, perché non ha senso sponsorizzare OneFootball dato che ormai praticamente ce l'hanno tutti. Quindi, sinceramente, evito. Bravo Ale, però hai indovinato prima Alessandro. È il Bari. È il Bari che però nella mia carriera è diventato il Red Bull Bari. L'ho modificato. Immaginavo che a te ti piacesse, Christian. Io ho scaricato sullo smartphone l'app Giornali Mondiali per leggere notizie di tutti i giornali e riviste sportive. Hai fatto bene. Ma Nandez che fine fa? Secondo me rimane fino a giugno. Almeno fino a giugno. È uno spam troppo invadente quello di OneFootball. Lo so, lo fanno tutti, è per quello che io non lo voglio fare. Se fai pubblicità ti pagano. Sinceramente preferisco non averci soldi, ma comunque una dignità. Perché comunque io già non è per vantarmi, però sinceramente io ho già avuto offerte di collaborazione che ho rifiutato perché non mi sembrava il caso di continuare a farle. Quindi uno in più, uno in meno non mi cambia la vita. Cosa pensi di Sequolf che tifa tutte le squadre? Sequolf tifa la Roma, non tifa tutte le squadre. Ti capisco, Ale, ma anche Football Manager è così, eh? Io con una squadra della Madonna come il Red Bull Bari che c'ho, ho pareggiato 0-0 con la Viterbese, per ditte. Me c'ero del culo. Ma De Laurentiis perché non vende il Napoli e non si concentra sul Bari? Perché è napoletano.
Il Salisburgo già c'è Christian, quindi non c'ho bisogno di crearlo. Secondo me OneFootball dice cose che che potrebbe dire chiunque altro, quindi evito di scaricarla. Ma a livello di notizie del calcio in generale, sinceramente, secondo me è un'ottima applicazione. Però a livello di notizie sul Cagliari, semplicemente si limita a repostare notizie di altri siti del Cagliari, quindi non ha senso. Non farò la live reaction, Stefano. Non farò la live reaction. Anche perché non so nemmeno se sto a casa. Penso che me l'andrò a guardare là con mio zio, dato che mio zio è Juventina e mio zio è Cagliaritano, quindi... Sì, ma ho scelto il Bari, Ale, perché era già bianco-rosso, capito? Tutti e due nomi ottimi, Ale. Tutti e due dei nomi ottimi per la fascia destra. Sarebbe una bella rimpatriata con Andrea in occasione di una partita del Cagliari, sarebbe bellissimo. Sarebbe bellissimo. Non c'hai tutti i torti, Albi? È un'ottima scelta, sì. È un'ottima scelta, sì. Anche perché poi in realtà io volevo farla con un'altra squadra. Inizialmente l'idea non era il Bari, erano altre due squadre, una è inglese e l'altra è italiana. Però non lo so, alla fine ho scelto di farla col Bari. Cosa ne pensi di Brabba? Non ho idea di chi sia. Sì, sta già in Serie C, Stefano. Deve tornare. Credo di no. Cioè, attualmente non credo torni. O meglio, cioè, non credo torni. Penso bisognerà aspettare purtroppo ancora un po'. Non mi ricordo chi ha pescato il Basilea, Christian. Da poco ho beccato un video dove tu e Andrea Mereu vi siete incontrati a Pisa, eh sì. Eh sì, io e Andrea ci siamo visti. Nel caso dovesse esserci a fine anno una partita decisiva per l'accesso in Europa, andrai allo stadio? Io sto già vedendo se ci sarà la possibilità di andare a Lazio Cagliari. Sto già esaminando questa opzione. Il Palermo è tra le favorite in Serie D per la promozione in Lega Pro la prossima stagione, sì. Lo so, Ale, mancano anche a me. Sei contento che ora torna Cragno e potrà schierare lui titolare? Beh, sono contento che ci sarà la scelta tra Cragno e Olsen. Quello sì. Ha preso l'Apol. Ah, allora scialla. Va tranquillo il Basilea. Ah, il Dybala, non lo sapevo, non lo sapevo. Embolo lo vorresti al Cagliari? Io sbavavo per Embolo. Sbavavo proprio. Auguroni, Nico. Ma insomma, sembro un pupo, sembro. Ti piace l'Europa League o è troppo pallosa? Mm, non è che mi entusiasma guardarla, mettiamola così. Però guardarla se c'è il Cagliari mi piacerebbe. Se il Cagliari andassero in finale di Coppa Italia salgo a Roma. Grande Albi. Zitto zitto il Bari potrebbe salire in Serie B. Lo spero per loro. Ragazzo verrà ceduto la prossima stagione? Non credo. Non credo proprio.
Tra l'altro con il Red Bull Bari mi sono preso un Marigosu dal Cagliari. Ho letto che Paolo torna tra un mese e mezzo. Pensi che potrà tornare utile per le ultime 10 giornate circa? Secondo me più sta in panchina e più è meglio. Cosa ne pensi della Serie B di quest'anno? È un campionato combattutissimo. Hai visto cosa stanno facendo le neopromosse tipo Pordenone, Entella e Pisa? L'Entella, tipo le prime 5-6 giornate, era primo in classifica. Sta facendo tanta roba. Il Pisa c'ha un Marconi che è un Marconi, non mi ricordo come si chiama, che è un bomberone veramente. E il Pordenone è secondo. Cioè il Pordenone è secondo. Io sarei contento se salisse in Serie A, veramente. Ci racconti la tua notte di Capodanno, ma niente di eccezionale, Christian. Partite a carte, se magna e si beve. Che ne pensi del VAR? Penso che il VAR è a posto sugli arbitri, che bisognerebbe migliorare. Ma che dici? Gioca Valujevic contro la Juve? Mm, non lo so, non credo. Io spero in Benevento, Pordenone e Perugia in A. Il Benevento è praticamente la Juventus della Serie B. Tra l'altro nella scorsa partita tripletta di Sau contro l'Ascoli. E è veramente una corazzata. Tra l'altro c'ha due ex rossoblù appunto come Sau e Teio. Il Pordenone ci spero anch'io. Il Perugia è veramente una squadra che è allo sbando in Serie B. Una grandissima delusione. Il fatto che non ci sia la tecnologia in Serie B mi fa salire il nazismo. A chi lo dici? A chi lo dici? Anche perché in Cosenza Empoli c'è stato un gol lampante non dato all'Empoli. Non dato proprio, ma era entrata di mezzo metro e non è stato dal gol. La VAR ci sarà nei playoff e dall'anno prossimo ci sarà per tutto il campionato in Serie B, quindi è anche questione di tempo. Ma da quanto state a scrivere? La squadra di Pippo Inzaghi sta spopolando e dominando in B, Extramerita in pieno, assolutamente. Anch'io sto sperando che salga in A, anche quello l'avevo previsto ad agosto, avevo pronosticato Empoli, Benevento e Pordenone. L'Empoli pure, una squadra che sta deludendo tantissimo. Gli arbitri arroganti che rifiutano di seguire il VAR e che fanno errori devono essere sospesi almeno un mese, assolutamente d'accordo. E chi gioca se non lui? C'è Pitelli rotto, Pisadog squalificato. Allora per forza. Sì, l'ho visto, Christian, l'ho visto. Gol proprio lampante, era entrata di mezzo metro. Stavo sta facendo grandi cose al Benevento. Sau è da Serie A. Probabilmente è da Serie A, ma non è più da Cagliari. Io spero che salga il Chievo. Io spero che marcisca in Serie B se non in Serie C. Io tifo Cosenza. Tralasciando il gol dell'Empoli abbiamo subito di cotte e di crude, fidati. Ma non lo metto in dubbio, io non posso parlare per tutta la stagione dell'Empoli, del Cosenza, però dico che in quella partita c'è stato un gol lampante non dato all'Empoli. Che fine ha fatto Respodov? Sta allo Sturm Graz in Austria. Anch'io sono contento per Sau, Ale. Alla fine se lo merita. Giacomelli arbitra contro la Juve. Staremo a vedere. Per non parlare di Cremonese, qualcosa di horror. 13 gol in 18 partite con attaccanti del calibro di Ceravolo e Ciofani, qualcosa di vergognoso e di inverosimile. Esatto. Anche la Cremonese grande delusione. Mamma mia, Nico, te la stai proprio a tirare comunque, eh? Speriamo di no. Secondo me al Cagliari serve un altro centrale di difesa, almeno in prestito, per tamponare un po' e magari un terzino destro, perché a me Cacciatore non piace. Non penso ci sia una persona al mondo a cui piaccia Cacciatore. Farei giocare Pinna, ma Maran non lo vede proprio. Esatto. Povero Chievo, mamma mia. Solo perché una piccionaia al posto di una tifoseria. Ma
non è cioè, a me è quello che mi dà fastidio. C'ha uno stadio di 40, 30, 40.000 posti. Cioè, ti giuro, se ci avesse uno stadio proprio, che ne so, da 5.000 posti, riuscirei pure a sopportarlo il Chievo. Ma così no, mi dà veramente fastidio. Una squadra inutile, insulsa. Esatto, Ale. Livorno grande delusione. Livorno grandissima delusione. Tra l'altro io simpatizzante del Livorno da morì. Te squadre italiane che non puoi vedere? Chievo, Roma? Che non posso vedere, Chievo, Roma e... Oh, la terza non mi viene in mente. Però Chievo e Roma sicuro. Lo so, Cristian, potrò pure sembrare esagerato, però sono sincero. Io simpatizzo il Pisa, pure a me il Pisa sta simpatico. Secondo te a cosa è dovuto il fatto che ormai ci sono pochissimi terzini buoni? Un esempio è una squadra fortissima come la Juve che ha dovuto adottare Quadrato per mancanza di terzini. È strano, è strano. Cioè alla fine il terzino è praticamente un ruolo fondamentale nel calcio moderno, quindi non riesco a capire la carenza di terzini. Perugia è ottavo a 27 punti, lo reputi disastroso? Assolutamente sì, perché con l'organico che c'ha, secondo me, è tranquillamente da secondo o terzo posto. Assolutamente disastroso. No, il Frosinone alla fine mi sta pure simpatico. La Ternana, ecco, la Ternana. Un'altra squadra insulsa. A me l'Inter è indifferente, la Juve è indifferente. La Lazio mi sta simpatica. Anche se alcuni a quanto pare pensano che io sia razziale. Però non torniamo su sti discorsi, va. Vicario ti sta convincendo? Non sto seguendo assiduamente il Perugia, quindi non saprei dirti. In Serie A spero vadano giù. Genova mi sta sulle palle all'inverosimile per Preziosi, e ti posso capire. Udinese, squadra inutile senza identità, totalmente d'accordo. E Spalla, squadra che non può stare in Serie A, assolutamente d'accordo. Ciao Argo, buon anno. Erano meglio Carpi e Padova, sinceramente. Carpi è un'altra squadra veramente inutile. Sì, però se ci pensi ce ne sono pochi. Io gli unici per cui stravedo sono Alaba, che ultimamente gioca difensore centrale, e Alexander Arnold. Anche Robertson è forte. Maledetti due, 2 su 3 il Liverpool li ha. Eh, ci sarà un motivo per cui ha vinto la Champions League. Vicario sta facendo benissimo. Dicono che è tra i migliori della Serie B. Ho sentito che ha fatto un brutto errore. Cartal sbava per Vicario, ma a me il Carpi non mi piace. Ma Cartal ti fa più Perugia o Inter? Ti fa più Inter. A me sta sul culo anche il Sassuolo. A me no.
Il Frosinone quantomeno ha uno stadio e una tifoseria degna, quindi se viene su può starci in A. Esatto. Ha insultato una squadra. Vabbè, Ale, ma che lo elimini, dai, su. Se so commenti così non li elimina. Visto che mi ricordo che simpatizzi Arsenal come me, hai visto come stanno cambiando i Gunners con Arteta? Solo alla scorsa partita è arrivata la vittoria, ma dico proprio per modo di giocare. Guarda, non l'ho vista l'ultima partita, però l'Arsenal è la classica squadra che fa sempre acquisti faraonici, ma poi fa sempre 3-4 passi indietro. Arteta io ci sbavavo dietro quando era un giocatore. Ci sbavo veramente dietro. E spero che da mister dell'Arsenal possa fare bene. A me sta antipatico il Crotone perché? Che t'ha fatto il Crotone? Uè Matti, buon anno! Hai visto, sono pieno dei moderatori. Anche il PSG fa grandi acquisti, ma della Champions League nemmeno la cartolina. Pure quello è vero. Intanto è bellissimo vedere come ho ricevuto 2 email da YouTube in cui dicono che ehm, se non modifico il mio canale verrà disattivato. Simpatica come cosa. Molto simpatica. Lo so, mo ricordo Ale. Come stile di gioco preferisci un Simeone o un Paoletti? Tutta la vita Simeone. In Europa chi non può vedere oltre le squadre Red Bull, eh, Manchester United, Manchester City, Paris Saint-Germain, insomma tutte le squadre che hanno un botto dei sordi. Io del PSG odio a morte il fatto che hanno distrutto il campionato francese rendendolo ridicolo all'inverosimile. Esatto. Il fatto è che l'Arsenal ha un attacco della Madonna, Pepe, Aubameyang, Saka, Lacazette, Martinelli, Osil, ma sono mediocri a centrocampo e pessimi in difesa, assolutamente. No, regà, non ve state a preoccupare. Purtroppo queste. Allora, io ho la fortuna, o meglio, ho avuto la fortuna barra l'intelligenza di mettere sul mio profilo YouTube, sulla mail per contattarmi, la mail che uso principalmente, che non è Gmail, la mail che uso di solito è Libero, è una mail di Libero. Voi forse avete conosciuto Giovanni Stramacci per il video cui abbiamo fatto insieme, la live reaction, cazzi e mazzi, ma privatamente io e Giovanni siamo molto amici e a Giovanni tempo fa è successa la stessa cosa. Lui però come mail principale c'ha la mail proprio di Gmail e in quella mail effettivamente ti arrivano le mail di YouTube. Lui avendola scambiata per una mail di YouTube c'è cascato.
E che è successo? Gli hanno inculato il canale. Stessa cosa è successa a me, cioè sta succedendo a me. Nel senso, vogliono provare ad incularmi il canale, quindi ragazzi, non vi preoccupate, non è niente di che, sono mail spam. Semplicemente questo. Vogliono che inserisco i miei dati per incularmi il canale, semplicemente questo. Però cascano molto molto male. Ne ho ricevute a migliaia di sti mail. Quindi, ma guardate, noi parliamo tanto del PSG che ammazza tanto il campionato, eccetera, eccetera, ma la Juve sta vincendo da molti più anni del Paris Saint-Germain, perché l'anno che il Monaco di Mbappé e Falcao arriva in semifinale. Sì, è vero, però reggi il mio commento subito. Questo tipo di messaggio è arrivato anche a un altro, perché cercano di buttare giù i canali cosiddetti piccoli che stanno crescendo. Ma non so se è così, però diciamo che molti canali calcistici hanno ricevuto questo tipo di mail in cui praticamente ti inculano il canale per trasmetterci gli highlights delle partite e tutte queste cose qua. Comunque è un modo per farsi inculare il canale, solo che con me cascano male perché non attacca. Non so fesso, non sono nato ieri, so come funziona internet. Anche perché poi, parliamoci chiaro, eh, io ne ho ricevute due, una il 2 gennaio e una oggi alle 11:03, tra l'altro con due oggetti diversi perché uno è support e l'altro è warning. E la cosa bella è che non si so nemmeno sbattere mail decente, perché la mail che me l'ha mandata, una è youtube.control.12@gmail.com. Dubito che YouTube possa utilizzare una mail del genere, mentre l'altra è youtube.warning.1@gmail.com, quindi fa un po' ridere la cosa, no? Ciao Ale, alla prossima. Ma Florenzi, penso rimanga alla Roma. Tra Olsen e Cranio, chi preferisci? Pensi che Olsen se ne andrà in questa finestra di mercato? Tra Olsen e Cranio preferisco Cragno. E io spero che Olsen rimanga. Rimaniamo con lui, Cragno e Rafael perché Aresti va all'Olbia. Ah, lo so Ale, lo so. Purtroppo YouTube è anche questo. YouTube è anche questo. Bisogna mettere in conto anche questo. E l'ho letto anch'io adesso, Ale. Miglior dirigente che ricordi del Cagliari e peggiore. Il peggiore Rossi. Peggiore in assoluto Rossi. Migliore, io sono rimasto affezionato ma da morire a Capozucca. Capozucca è stato proprio un pezzo grandissimo, infatti quando se ne andò mi dispiacque tantissimo, perché era uno che al Cagliari ci teneva tantissimo e l'ha sempre dimostrato. Tranquillo, Nico, anche a me Carli sta sul cazzo, ma da morire, da morire. Un acquisto azzeccato di Rossi, oddio,
Mi pare l'unico azzeccato fu Romagna, se non mi sbaglio, voluto da Rossi. Ti dico alcune parole, Mianghese, Terra, Van der Wiel. Perché Carli non lo sopporti? Perché mi sembra un pupazzo. Non lo sopporto da quando fece quella conferenza stampa che rischiavamo seriamente la retrocessione, che lui era arrivato da 3-4 giornate e senza alcun senso logico si assunse la responsabilità di tutto quello che stava succedendo, dicendo che era anche colpa sua. Perché? Che senso ha? Uè, Peppo, auguri! Tra un po' vado anch'io, quindi ci sarà un esodo gigante. Borriello è un pezzo di merda, semplicemente. Anche se in quella storia tutte e due c'hanno torto e tutte e due c'hanno ragione. Nandez per Nangolan subito a gennaio lo faresti? No. Maledetto Van der Wiel mi sta troppo antipatico da quello che ha fatto. In testa di cazzo. Carli è un limitato. Non lo scopriamo solo ora. Si contano veramente sulle dita di una mano le volte in cui io sono stato d'accordo con Carli. Vabbè, regà, fatemi andare che mi vado a fare qualche partita a Football Manager. Tralasciando il fatto comportamentale, come dirigente ti piace Carli? Fa il suo, quindi diciamo che né mi piace né non mi piace. A livello dirigenziale fa quello che gli compete. Preferisci Ceppitelli o Clavan? Clavan, sinceramente preferisco Clavan. Ciao Nico, tanto adesso vado anch'io, quindi non ti preoccupare. Niente ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questa prima live del 2020. Prima live del 2020, attenzione. Niente, vi ringrazio, vi mando un bacione. Spero che quest'anno sia, sia proficuo sia a livello personale per tutti voi che per il nostro amato Cagliari. Speriamo bene. E niente ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video, sicuramente ci becchiamo lunedì con il post partita di Cagliari, anzi di Juve Cagliari. Cristian, non posso giocare in live, non posso perché sto in live proprio con YouTube, è impossibile farlo. E poi mi si brucierebbe il computer praticamente. E niente, raga, ci becchiamo in un prossimo video. Bella. Forza Casteddu e buon anno.